iniziato frequentando una scuola del legno, innanzitutto, dopo spostandomi verso un'accademia, una specializzazione sulla scultura lignea in legno, la vicinanza anche nel vivere a Combay, vicino ai boschi di castagno, sicuramente ha influito in me su questo. Quindi anche essere un po' affezionati, forse, o legati a un castagno come questo. Ogni legno porta la sua caratteristica, quindi uso principalmente 3 tipi di legno. Un tiglio per la sua freschezza anche e colore, perché porta sempre questo bianco molto elegante, senza tanti nodi, quindi molto pulito. O un cirmolo proprio anche per il profumo, il colore, questo colore molto caldo dell'arancione rosso. Prima parte c'è l'idea. Innanzitutto c'è l'idea, si va a riportare questa idea su un disegno, su vari tipi di bozzetti in carta, per dopo avercela molto più pulita, no? Essere già indirizzati. Dopo si va a creare il bozzetto, il modellino in plastilina, può essere in terracotta, in plastilina o come vogliamo, mi trovo meglio. E è qua la gran parte del lavoro. Qua le proporzioni, dove mettere la tua idea nel concreto si riconosce qua. Forse la parte più difficile anche, no? Un primo riportare tutte le misure del tronco, quindi mi vado a ricercare più o meno a grandi linee la forma, no? Questi volumi grandi. E dopo vado completamente a prendere ogni particolare dal modello, lo vado a riportare qua. Anche questo sempre in via un po' larga, no? La parte che dicevo prima, si parte sempre dal frontale per andare alla ricerca di tutto il volume. Ma di solito tutti i lavori, l'inizio, mi blocco, magari mi concentro su altro e dopo vado a riprenderlo. Proprio per avere un occhio anche molto più fresco sulla seconda volta, no? Se no, ma comunque settimane, si parla veramente di settimane di lavoro. Cioè proprio un legame, lo chiamerei proprio qualcosa di fisico, no? Di forte, perché c'è questo dialogo proprio con la scultura, con il pezzo, col legno, che è un materiale vivo, quindi ti trasmette come una conversazione. Sicuramente la mia strada adesso ha portato a lavorare nel legno e sono molto contento in questo, no? Però non escludo sicuramente possibilità di sperimentare altri materiali.